ci arriva gente. Siamo in live da Illusion. Allora, application. Ok, ho trovato qualcuno, perfetto. Buono, però ancora non ce l'ho sul tablet, quindi vi saluto ma non posso rispondere per il moment. Dai, stronzone, dai. Mi dà ancora l'aggiornamento. Ci sono 3 persone sul live e non so chi sono. Parapero. Pero, yeah. Perché non mi compare PES? Sta tecnologia, ragazzi, sono circondato dalla tecnologia, computer, 2 televisori, monitor, play, di tutto. Però dopo non riesco a trovare il mio video che sto caricando, porca trota. Eccolo qua, PES, diventa un figo. Diventa un figo. Ok. Chat. Eccolo qua, Fab, Poleiman, Manuel, Ramstein, Manuel, Fab, Costantino. Prima ho fatto un tutorial sui cami. Aspetta, Fioi, un attimo che vado anche su Faccia Libro a scrivere che c'è anche il secondo. No, che cazzo sto facendo? Come sveglio, relax, come relax, come relax. Relax, come. Sull'altro live siamo arrivati in veramente tanti, eravamo in più di 60. Allora, ecco, io mi sento parlare con una differita di 30 secondi. Ok, Facebook. Secondo live. Secondo live. PES. Ok. Pubblica. Pubblica. Ok. Perfetto, pubblicazione riuscita, andiamo a controllare, poi sono tutto a vostro ragazzi, per questo secondo live come bandiera. Ok. Perfetto. Adesso possiamo andare su Facebook, no, sì su Facebook, sul tubo. Siamo in 12, perfetto, adesso cominciamo subito raga. Ok, chat. Ok, allora salutiamo tutti. No, c'è uno che ha il mio logo, incredibile. Ok, ciao. Col Goldberg non lo so perché non è piaciuta. Grande che è il mio Alessandro, vinci guerra. Ciao, Marzio, ciao, Mattia De Marco, Just. Ma giochi su computer, che si gioca su computer, Manuel. Ok, eccoli qua. Sì, adesso distruggo tibia. Vai ragazzi. Andiamo subito. Avanzamento. E andiamo. Ciao Fede Fazio. Provercelli Bari. Sfida ad alta tensione. Ok, avanzamento. Parla di fedeltà, ragazzi. Foschi, mi gasa, Foschi. Sì che gioco sul computer, ma penso sia una cosa abbastanza chiara. I just illusion, pa 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 pa. Eccomi sempre come ciao Glecleus 98. Dai che vogliamo Serie B. Non ci stiamo. Vai che andiamo in Serie A. Dai ragazzi. Andiamo a dominare.
ciao Glacius 98. Eccolo qua il Cume, anche qua la Ternana. Prestazione maiuscola, grande vittoria in rimonta. Questo Bari ha tutte le caratteristiche di andare in Serie A, speriamo. Rompi qualche stinco, sì. Dai che voglio il primo gol di testa, cazzo. Il Cume ruba un pallone, no! Cosenza recupera. Segniamo la curva a sud, ragazzi. È arrivato il Cume anche su PES. Oggi Eurotrack e PES, 2 live, ragazzi. Cioè, veramente crazy Cume. Domani o dopodomani, insomma, comunque il primo live sarà su Fly Simulator. Quindi si torna sul simulatore più bello del mondo. Vai. Vai Cume. Il Cume prova il tiro. Madonna che gol d'esterno. Mamma mia. Calma. Io sto qui. Ciao Gallo. Mamma mia che gol. Ciao Eribus, il moderatore. Mamma mia cosa ha fatto il Cume. Che sternazzo pura. Un gol straordinario. Vai Cume. Mamma che gol del talentissimo. Mamma che gol. Mamma che gol. Viene giù lo stadio del Pro Vercelli. Scavone. E tutti che godono. Siamo noi. Mamma mia, il numero 7 del Bari. Un gioiellino. E quest'anno sta il Bari, ragazzi. Vado via dal Bari il prossimo anno, se lo sono offerte rinunciabili il Cume. Il Cume è scatenato. Il Cume, missile del Cume. Mamma mia. Sharawi, gol. Grande esce, grande piccolo esce. Di Roberto. Gran gol Cume, grazie ragazzi. Mi saluti, ciao Gabri, Sigudo. Attenzione Scavone. Mamma, fuori di poco. Gol Beppe, mamma mia, golazzo ragazzi. Un gol no, mi sono dimenticato perché. Scavone, fuori. Ancora. Ma perché devono aver fatto solo sto bug del cazzo? Io non lo capisco proprio, cioè non lo comprendo. Cioè, è un gioco bellissimo, no, sto bug. Attenzione, Veneziano ci prova, Cosenza recupera. Bravo Cume, bravo, mi saluti, ciao Gianmarco Paolini. Attenzione, il portierone esce, no, il portiere sbaglia. Scavone. E c'è il gol. Bellissimo gol del Provercelli, errore del portiere, però 1-1. Conosci Doc? No. Ciao Alessandro Vinciguerra. Alessandro che vince le guerre. Purtroppo ha preso un bel gol, però il portiere ha sbagliato. 1-1. Questa serie B è incredibile. Da quanto sei in live? Da pochissimo qua. Prima ho fatto Eurotrack, ragazzi, che lo trovate sul canale del Comune Veneziano. Che si caricherà per chi non l'ha visto. Un live veramente ad alta tensione. Un live comandero, uno dei più tipici. Un po' in ritardo. Brutto errore del portiere. E l'abbiamo pagata. Il Cume dà fastidio. Ardizzone Fiolardi. Tanto non si è più collegata a Eli. Peccato per voi, che so che quando arriva Eli il vostro cuore si esalta. Vai Fiolardi. No, che cagata. Gol inaspettato. Ah, ecco Eli, eccola qua. Fate i bravi, mi raccomando. No, mi dà un errore perché non ho più possibilità di aggiungere gente su Steam. Attenzione, Berretta, mamma che parata. Buttala via. Bravo portierone, peccato. Anibus, eccolo qua il nostro moderatore, grande Anibus. Anibus me lo godo, cioè commenta in diretta che c'è un ritardo di 30 secondi. Come fa Anibus, ragazzi? Idolo Anibus. Però adesso dobbiamo vincere, cazzo, eravamo in vantaggio. Peccato. Vai il Cume scatenato. Il Cume, mamma mia, il Cume non ce la fa di poco il talentissimo. Ma porca miseria. Dai, prendila. Fare del diavolo spuntano le corna, sì.
Potrei creare un gruppo kumendiano. C'è già quello di Fly, però Fly probabilmente va solo sempre con Amaci. Le live non so perché compaiono tardi, sarà un problema di connessione forse. Come non sente la voce? Non sente la... Oh ragazzi, non va? Ci sono problemi? Attenzione il Kume. Il Kume di sinistro, missile! Ragazzi, non va... non c'è modo di mettere il nome ai compagni purtroppo. Ma ragazzi, mi sentite? Sapete che queste cose mi mettono ansia. Dai che vogliamo il primo gol di testa per l'esplosione totale. Dai. Al volo! Madonna che gol! Silenzio! Silenzio che per Kevin Antonizzi! Ma che ha fatto il Kume? Che ha fatto il Kume? Che ha fatto Veneziano? La leggenda! La leggenda! Madonna cosa ha fatto? Cosa ha fatto in area da ottimo rapinatore com'è? Mamma mia che gol! Doppietta! Doppietta! Doppietta del Kume! Doppietta del Kume micidiale! Di rapina, classico gol del Kume, classico gol del Kume, classico gol del Kume, sì. Mamma che gol, mamma che gol. E questi sono anche i miei gol del vero, ragazzi. Questi sono i miei gol del vero, porca troia. Mamma mia che gol. E adesso vogliamo la tripletta, mamma il Kume non si ferma più. Il Kume non si ferma più, quando comincia a segnare non so cazzi. Sì, beh, noi siamo qui con il cuore. Manca solo il gol di testa. Manca solo il gol di testa, porca trota. Veneziano. Mamma mia cosa ha fatto il Kume. Mamma cosa ha fatto. Un gol di una meravigliosità sublime. Mamma mia. Un gol da fenomeno. Ciao Robert Catona. Mamma mia ragazzi, un gol stupendo proprio. Sto portando il Bari veramente a livelli indefiniti. E qua vogliamo anche la nazionale ragazzi, la pretendiamo adesso. Adesso la pretendiamo. Kume in the story of PES ragazzi. Questa serie spero veramente rispetto a quella di PES 13 che è stata stellare, che diventa un mito dal partito dal Verona. È stata stupenda. Io spero che questa in live sia meravigliosa, cioè sia seguita e bellissima perché veramente mi esalta troppo. Tra poco Tinga del Barcellona. Buttatela via. Amazing Kume, amazing. He's a really good il Kume show. Mamma mia, Emanuele recupera. Ciao Cruz Colt, Kume I love you anch'io, I love you, ti love anch'io. Sono un po' esaltato per questo gol. Attenzione Berretta, no, Berretta. Mamma mia, grande portiere. Dopo l'errore si è riscattato il portierone, però. Ma perché non si sente l'audio, ragazzi? Se tutti dite che si sente o non si sente? Ciao Alessio Ermeio. Mamma mia che Kume. Mamma mia che Kume. Questo Bari può far tutto con il Kume. Può far tutto Bari. Mamma mia, il Kumedone sradica il pallone dai difensori. Il Kume va. Ha sbagliato qua il Kume. Poi Just Matti, quanto guadagno con il tubo? Cosa vuoi guadagno? Poco vecchio, sotto i 100.000 euro. Sotto i 100.000 euro sicuro. Ok, riaggiornato. Il Kume prova la solita spondona comendiana e riesce anche questa. In un inglese sempre più puro grande. Sharawi, il Mauretto esce. Si sente, il Kume ne fa 2. E la devo vincere, voglio vincere la quarta consecutiva, cazzo. Bravo Veneziano, spondona, non ce la fa. Mamma mia che Kume vuole diventare il Picici della Serie B. Il Kume prova il passaggio, peccato. Prova a dire come un futta me guaglio. Come farai un video dove vai a mignotte per Venezia, ecco. Grande Ital Games, non penso. Come fai a giocare le chat mentre giochi? Il Kume può tutto ragazzi. 8,5 il Kume. 8,5. Si prova a vedere il video di Eurotrack.
E dopo vediamo. Come donne, quale youtuber mi ha ispirato agli inizi? Ho visto video di Crysis in Ultra HD, quindi più che ispirazione da youtuber, se proprio vedere i video di Crysis in Ultra HD. Ok, 44 spettatori, siamo ancora terzi, ma che campione, madonna, cosa ha fatto il Cume? Cosa ha fatto il Cume? A quale calciatore mi ispiro? Un po' tre giocatori, un po' Tony, un po' Van Nistelrooy e un po' Inzaghi. Ok. Perugia Bari. Perugia Bari. Ah, si comincia con i ritorni, ok. Allo stadio Renato Cuni, guarda il veneziano, guarda, splendido, splendente. Mi saluti Cumi, ciao Giuseppe Vorraro. Ok, siamo al Renato Curi. Bari e playoff, no, io voglio andare diretto, cazzo. Minimo secondo. Però il Perugia Renato Curi è sempre duro da battere. Vai Cume, il Cume subito, con la sua eleganza innata. Il Cume meraviglioso, il Cume meraviglioso. Il Cume è partito in quarta, Fioi. Una belva d'aria, Fioi, sì. Il preferito della Bundesliga chiaramente Marchetto Reus. Attenzione, vai portierone, bravissimo. Il WWE con Goldberg non lo so perché è proprio piaciuta praticamente a nessuno ed è proprio da quei video che sono rimasto un po' scioccato, che non sono piaciuti, mi è dispiaciuto. Ho avuto l'idea delle live ed è andata bene, ragazzi. Dopo tante idee un po' così il Cume ne ha trovata una buona. Bravo Cume, bravissimo, mamma mia che talento, mamma. Ah, come gioca il Cume. Buonasera Cume, buonasera Davide. Buonasera Davide. Buonasera Davide. Ocia Perea, El Pere, Fossati. Eli, ci sono poche ragazze nel canale. Sono poche ragazze perché faccio giochi prettamente maschili, però è chiaro che non sono poche ragazze perché non hanno visto il Cumendone. Quando vedi il Cumendone, solo le ragazze dopo ci sono. E dopo questa cagata possiamo anche. Ecco, perso che palla, me lo merito. Royce the best. Qual è l'obiettivo di squadra? Arrivare primi. Giocatore preferito della storia Shevchenko, adesso Royce. Per vedere segnare il Cume andata. Attenzione, il Cume vuole che di testa! Mamma, c'ero quasi. Mamma mia. Royce lo stesso ciuffo del Cume, bravo, vuol dire che ha visto. Ha visto Facebook, ha visto il profilo cumendiano, quello personale, che però sapete che se mi fate la richiesta io la accetto volentieri. Il giocatore più forte italiano di adesso, il Cume. Ah, sono un po' lontano, non capisco il perché. Mi sono perso a leggere i commenti. Mi sto stancando, anche calma Cume. Mamma mia. Devo concentrarmi ragazzi, scusate. Occhio, bravo. Allora vediamo. No, che ti sei mangiato Cume, lo so. Il mio gelato preferito. No! Sono dimenticato, Fossati. Gelato preferito, la crema. Come sei lontano dallo stress, infatti 2 partite, 2 canne, gioca a PES, giusto? Come Lewandowski non è confronto a me, ovvio. Come detto che ti chiami su Face, ragazzi, adesso non è che posso dirlo proprio così, cioè comunque vabbè, insomma, avete visto, se qua mi chiamo Ardit sul giocatore, marco il nome, quindi fate 2+2 e mi trovate subito, ho la mia foto in bianco e nero, quindi chi vuole aggiungermi può aggiungere che sul privato, però è chiaro che là non rispondo tanto ragazzi, perché cioè, sennò veramente diventa un bordello assurdo. Però se avete voglia di seguire la vita del Cumendone, quella diciamo tra virgolette reale, quella fatta di lavoro, donna, amici, calcio, caviglie infortunate e quant'altro, lo potete fare. Veneziano, The Masterpiece Cume, The Masterpiece, il capolavoro. Attenzione veneziano, il capolavoro. Come mi saluti, ciao Anas Hasri. Note Glachius 98, questa partita stiamo giocando di merda, però,
Come quanti anni hai? Stasera. Quanti me ne dai? Bambina. Ne ho 26, 27, l'11 febbraio, quindi tra poco. Il migliore. Come vogliamo le cifre money grabber, ok? Just Matti. Just Matti. Comunque sotto i 100 euro comunque. Adesso una volta prendevo di più, adesso tra gli 80 e i 90. Prima ne prendevo di più. Quindi in soldoni queste sono le cifre, cioè niente di che. 90, diciamo che arrivo anche a 100 euro, però purtroppo negli ultimi 4 mesi ho 80, 90, cioè... è chiaro che un po' ti dispiace perché comunque ti eri abituato a 110, 120, che era una bella cifretta, insomma, che è una soddisfazione. Così comunque chi se ne c'ava, nel senso, Fiori, cioè, sinceramente, cioè, ho il mio lavoro, le mie cose, però la soddisfazione di magari dire mi sono comprato una cloche, per dire, con i soldini della partner è bello, assolutamente. Sono stato in Ungheria, purtroppo no. Mi saluti please Davidinho dos Santos. Ok. Cume, che lavoro fai? Impiegato amministrativo presso la Cumenda Industries. Sto giocando di merda. Ma al mese 80, sì, al mese, beh, chiaro. Ok. Perea, il pere, Fioi, il pere. Il pere, no, non prendiamolo. Ma mamma mia, buttala via. Con quei soldi vai in Romania, trona. Grandissimo, Italia's Gamer è un figo, Scuola, argomento, lasciamo perdere, la odiavo, litigavo ogni giorno con tutti, veramente. Sono stato segnato alle elementari da maestre che invidiavano il talento del Kuma e il pacco del Kuma soprattutto. Quindi diciamo che le mie soddisfazioni le ho avute soprattutto dallo sport e dal lavoro, ecco, ma a scuola proprio per motivi extrascolastici lasciamo perdere. Comunque anche se il Kuma se la voleva, insomma, si incazzava con chiunque, era abbastanza un pazzo il Kuma in quegli anni. Sono sempre ricordi che è bello, che voglio rimuovere dalla mia mente. Meglio i gatti o i panda, secondo me è meglio il Kuma. No, scherzo, meglio, non so, io gli animali li rispetto, voglio bene gli animalini del bode e della mia compagna, però sinceramente non sono super appassionato, però forse i cani sono un po' più affettuosi e i gatti più eleganti, più di classe, non lo so. Non sono esperto di animali, non posso giudicare. Come si può vedere la mia faccia è su Facebook e su qualche video di YouTube, quindi la potete trovare. La mia faccia è un incrocio tra Rosy Bindi e Suor Paola. Come i capelli come Royce. Niente, oggi questa partita avevo faticato con il Perugia, purtroppo, lo sapevo, d'altronde il Perugia è forte. Ciao Michele Piatta. Occhio, gol. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ma quanti anni hai? 26, 27. L'11 febbraio. Niente, non riesce a arrivare il gol. Farà un incontro con i miei iscritti magari. Grazie, sono il più simpatico Nicolò. Ciao Pro Gamer, spacca tutto a Kuma. Non ce la faccio, sta partita qua ho giocato male anch'io. Il Kuma per un passaggio di profondità sbaglia anche questo il Kuma. Come mi saluti, ciao Alessandro Scognamiglio. Il commentone va a mio. F1 non lo posso continuare perché è buggatissimo purtroppo. Almeno la versione PC. Sì, Just Matti è vero, prende 4 milioni PewDiePie, c'era sul Gazzettino, nel giornale di Venezia l'altro giorno, 4 milioni l'anno, una cosa incredibile, buon per lui. Dai ragazzi.
No, brutto passaggio. Mi sono tipo pochi bravissimo come... Ah! Dov'è che dici quel porco? GP4 non lo so. Le soddisfazioni migliori le avute col pacco, ammetti. Ai 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 ai, mamma mia. Mamma mia. Buono, finita. Ok, siamo a -3, siamo quarti, fuori da tutto. Siamo ai playoff, che palle, oh. La 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 la. Oh, cominciano anche le trattative, ragazzi. Ciao, Alex. Sì, Checco, bravo. Eh, Bravissimo, grande, eroici capelli come me, vi lovo. Eh, Ok, aspetta, sto capendo. Trattative, no, adesso vedi il Milan, mi vuole. Richiesta di trasferimento? No, non ho no, no, adesso io quest'anno voglio stare qua, non voglio rottura di cazzi quest'anno. È giusto che sto al Bari che mi ha lanciato nel calcio che conta. Mm, Sì, è quello Lorenzo, però ecco diciamo di non proprio spoiler. Oh, contro l'Inter, questa è bella andata. Cerchiamo di non spoilerarlo troppo, sennò veramente dopo diventa una bagarre il mio profilo. Terza media, sufficiente chiaramente, sempre il minimo indispensabile ragazzi. Cioè, non seguite il comune ma dovete sempre fare il minimo. Cioè. Ok, mi saluti come do. Pare che le medie, madonna, elementari e medie. Lasciamo perdere, guarda. Guarda, possiamo parlare di tutto, tranne che di scuola. Sono gli unici due argomenti tabù, sono scuola e pacchi, ecco, sono i due argomenti veramente... vi rispondo a tutto tranne che queste due cose qua. Bari internazionale, ok. Conosci il regista David Lean? Magari ho visto tanti film, però i nomi magari non mi ricordo. Vai, ecco, ragazzi, Bari Inter sarà un po' dura, eh. Adesso fai concentration. Osvaldo. Il giocatore che assomiglia al Bode, ragazzi. Shaqiri si invola. Juan Jesus. Prova la botta da centrocampo, grande. Il piccolo esce. Avevo il piccolo esce su Steam. Vogliamo il gol del Cume contro i prescritti. Ok. Juan Jesus, Campagnaro. Palacio. Bisogna segnare contro l'Inter, bisogna segnare Palacio, il pala, Shaqiri. E Shaki. Grandissimo gol di Osvaldo, squadra di Serie A. Preso gol al San Nicola, Osvaldo, zittisce tutti, Osvaldo, gol di Elia Rossi, insomma, perché c'è del Bode, perché veramente è uguale, cazzo. Vai. Mamma mia. Palacio. Ocho, mamma mia. Veneziano, prova la botta da fuori area, il Cume, Andanovic spara. Hunger Games moltissimo mi piace, Jennifer Lawrence è la mia attrice preferita, bella come il sole. Osvaldo, Icardi, Manuelito che si tromba Wanda. Come la barca, no, andavo in barca con un amico, adesso non ho più tempo purtroppo, però no.
Il mio libro preferito, diciamo che non, purtroppo libri, insomma, diciamo che più che libri mi piacciono a me libri storici, nel senso quel tipo di genere là, che è un genere onestamente tipo, non so, anche seconda guerra mondiale, libri politici, insomma libri un po', ecco, un po' diversi dalla media normali. Comunque ecco, il ritratto di Dorian Gray sicuramente è il mio preferito dei libri, tra virgolette, normali, diciamo. No, Vanda Nara a me proprio non piace, mi sembra, non, proprio, non mi dice niente, mi sembra proprio una sporca, cazzo. Beh, mamma mia che... Cioè, non la vedo così bella, Wanda, è un troione, ma non la vedo così bella, sinceramente, di viso. Boh. Che musica ascolti tutta la storia, tutta la musica storica, storica. È vero, no, ma è bella come il sole, è vero, non la posso guardare. Infatti, Jenny non si può guardare, è talmente bella che non va sciupata, la devi soltanto pensare e venerare. Facci sognare, ragazzi, qua purtroppo con l'Inter le dure. L'è molto molto dura. Attenzione, vogliamo il primo gol di testa però. Vai come proprio contro l'Inter! Mamma, Andanovic la prende. Ciao Lorenzo. Ecco, la politica, anche di politica, ragazzi, sono a certi argomenti, se non rispondo, ragazzi, cioè io lo sapete, vi rispondo a tutti, assolutamente, a tutte le cose che posso, però dove non rispondo non magari chiedetemi ancora, perché se no veramente mi dispiace non poter rispondere, per certe cose è meglio di no, ma non tanto perché sono segreti, robe così, ma perché magari sono cose personali, come per esempio anche la politica, o comunque insomma, cioè, che possono dividere, fare litigate, robe così, quindi preferisco evitare, ecco. Ciao Mattia Airoldi. Sì, dopo faccio vedere le classifiche. Ma con l'Inter, ragazzi, era chiaro, cioè con l'Inter non, cioè, la squadra di Serie A è difficile. Osvaldo, Pablo 8, recupera molto bene il Bari, proviamoci almeno, crediamoci. Veneziano, perfetto, di qua, non la prende. Ciao Mattia Airoldi. Ai. Il partito delle mignotte, ecco, quello è sempre un bel partito. No, di oggi li vedo più caldi e più sessosi del solito. Avete voglia, ragazzi? Bella, questa può essere una bella azione. Questa può essere bella. Il Cube! Palo. Non ci credo. Palo contro l'Inter, poteva essere 1-1. Vaffanculo. Poteva essere il gol del milanista Cube contro l'Inter. Non ci credo. Ciao Davide, non ci credo. Relazione perfetta. Il Cube l'aveva messa nell'angolino. Palo pieno. Palotto pieno. Non ci credo. La Fiorentina sta vincendo 1-1 e si va supplementari. L'ho già detto sul live di Eurotrack Simulator che ho caricato 10 minuti fa. Non ci credo, che palo. Non ci credo, che palo. Mi sto mangiando il pacco, figlio di no. Peccato, poteva essere la grande chance di segnare contro una squadra di Serie A. Poi Shaqiri in questo quarto di finale di Team Cup. Palacio per Osvaldo. Icoli. Ricordiamo che il gol ha segnato Pablo Osvaldo. Dai che Campagnaro sbaglia, dai che il campo sbaglia, mamma mia. Vila.
Palacio. Bravissimi, dai. Non lo so lì perché le cose dette da voi sono fraintese. Non lo so onestamente. Icardi può chiudere per l'Inter. Icardi, mamma mia, grande. Erika Scalia, giocheresti, che poi il profilo di un ragazzo, giocheresti con Mignotta FC, quasi qua dobbiamo provare. Sì, faccio polemica contro Icardi se non pareggio almeno, È vero San Domenico. Uso il joystick, sì, con la tastiera. Esce Foschi, è un periodo un po' negativo per Foschi. Guarda che palo che ho preso. Veneziano si invola. Prova il passaggio meraviglioso. Vidic la recupera perché è una bestia, purtroppo è gigantesco Vidic. Andanovic. Ancora Vidic, peccato, 89esimo. Sarebbe bello il gol all'ultimo secondo. Ma l'Inter alla fine non so se ha meritato di vincere. Finisce qua, ragazzi. Veneziano è molto deluso, ma promette il gol a San Siro. Prometto il gol a San Siro, ragazzi. 7,5 per Osvaldo, per il Park. Ciao, Mr. Pagan. Ok, allora, vediamo un po'. Oh, ancora Team Cup. Finestra di mercato. Quanto dura questo live? Penso facciamo questa dell'Inter e un'altra di campionato. Facciamo live più corto perché già Aerotrack mi ha distrutto dal punto di vista della voce. Non ho più voce, cazzo. Trattative. Ok, niente. Metto la classifica. Allora, Serie B, classifica. Siamo quarti a 40 punti, meno 3 dalla prima. Aspetta, c'è a vedere un po' di più Cuba, dai che tu. Eccola qua, ragazzi, 10 vittorie, 10 pareggi, 2 sconfitte, poche sconfitte per fortuna ho fatto. Poi vediamo gol segnati, Veneziano in testa con 9 gol, grande Cume. E classifica assist, siamo bene, qui stiamo veramente dominando la Serie B, Ciao Franci. Ok, adesso ci spariamo Team Cup ritorno e la Serie B e poi chiudiamo. Dai che segna Milano adesso. Ciao XGamer81. Cosa penso della Juve? È una società gloriosa che ha vinto tanto e che però adesso sta vincendo campionati con squadre, senza squadre praticamente. Vince lo scudetto praticamente senza avversari. Questo mi dispiace un po' perché vedere una Serie A così è brutto. Vai, San Siro, nella scala del calcio, ragazzi. Ciao Friends LOL 2. Siamo nella scala del calcio, ragazzi, e voglio scegliere a San Siro e voglio zittire la curva nord. Si zittisce la nord adesso, ragazzi. 1-0 per l'Inter nella gara d'andata, ritorno, sarebbe bello distruggerli, ragazzi. Dai, proviamoci. Crediamoci, siamo a San Siro. Quarto di finale shock, il ritorno. Inter Bari per un mercoledì dalle ore. Vai. Dai, sotto la nord. Sotto la nord. Sotto la nord, ragazzi, voglio zittire la nord. Vidic. Mamma mia, per poco. Largo, pista, arriva la capolista. Nagatomo. Se nel nome di Sheva, speriamo. Sheva ha fatto pochi gol ai derby, pochi. Dai, ragazzi. Bisogna zittire la nord a tutti i costi. Dai, cazzo, Nagatomo recupera. Canta solo la sud. E il Cume lo mette nel culotto all'Inter. Cume, ti aspettiamo qua in Sicilia. No, non ci credo. Mamma mia. Anche tu siciliana come la mia fanciulla. Incredibile. Piega la nord a 90. Ciao. Si piega la nord adesso, ufficiale. Un gol lo voglio fare, cazzo. Lunga, il campo può sbagliare, ragazzi, mamma mia, Ranocchia, cracra recupera.
Cracra per Nagatomo. Icardi. Conosci Hearthstone? No. Non so, sì, sotto San Siro, sì. Ho visto anche il derby che purtroppo ha perso 1-0 con gol di Milito. Attenzione, Osvaldo. Osvaldo, guarda che mamma mia. Ecco, torna in difesa, bene. Come sono di quando eri piccolo. Diventare grande era il mio sogno. Attenzione il Campagnaro ce la fa di niente, mamma mia. La Nord sta già cantando cori contro Veneziano. Cume sei uno stronzo, Cume sei uno stronzo. Ora il Cume come risponde, Fioi zittisce già la curva e gli promette un gol, ragazzi. Il Cume è già polemico in campo, Fioi. E Icardi sorride come per dire io c'ho Vanda, ragazzi. Ma io c'ho Tori, sinceramente. Già polemica all'interno dello stadio, Fioi. L'allenatore però del Bari invita il Cume a pensare più al campo che alla querel contro i tifosi dell'Inter e Icardi. Se mi inventa che le storie così, veramente sono pazzo. Farò un live con il bot, sì, spero di sì. Mi saluti, ciao ProGamer 2000. Icardi, Guarin. Sentite cori per l'Inter. Veneziano lo pretende. Mamma mia. Tangenziale puttanoni simulator. E il Milan va a cagare. Sentite i cori contro il Milan che siamo contro il Bari. Sì, no, il Cume si sta veramente incazzando, ragazzi. Il Cume si sta incazzando. Osvaldo per Icardi. Due bad boy della squadra. Icardi fuori. Fai morire Ale Coco. Il Cume lo guardate, è ancora teso, si vede che sente la partita, il primo vero derby. Sarebbe bello cazzo fare un gol, posso viene giù la cara poi si segna. Osvaldo. Noi vogliamo il gol. Veneziano, sponda non perfetta purtroppo, l'Inter lo sa che Cumendone è al dente avvelenato contro la seconda squadra di Milano. Qua avranno giù tutto. Ma allora io mi baso su fattori oggettivi. Primis, l'Inter è nata dopo il Milan, in secundis l'Inter è nata grazie ai dissidenti del Milan, e in terzis il Milan ha vinto più dell'Inter, insomma, come trofei, contando italiani e internazionali. Quello che dico io invece da amante del calcio è che Inter e Milano dovrebbero stimarsi, perché sono due squadre di Milano fortissime che hanno vinto tanto, punto. Il fenomeno, lascialo là, qui c'è il Kumenda. Sono così dei commenti dopo, che io se parli da sportivo, cioè il Milano deve essere fiera di avere due squadre. Come quanti anni pensi abbiano i tuoi fan? Non lo so, la media che ho visto è dai 14 ai 18 mi sembra. Ma non è l'età che conta, sono altre cose. Marco Tonni conosco, ho visto qualche video, ma 2-3 pochissimi. Campagnaro, Hernanes, ciao Simone, Palacio, ciao Alessandro Vinciguerra. Prima viene lo schizzo e poi il capolavoro, te pareva? Ma grazie a noi milanisti si è nata l'Inter, e quella è la cosa incredibile. L'Ambrosiana, ragazzi, l'Ambrosiana. Osvaldo, mamma mia. Grande Edoardo Massi, 29 anni. Niente, non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Attenzione. Mamma mia, potrebbe essere un'occasione. No, non allungartela però, ma no. Sta arrivando a 100 iscritti, brava Eli. Chiunque ha un canale, continuate, divertitevi. Icardi, bravo portiere. Segui anche il rugby? Poco, onestamente, molto poco. Sei un idolo, grazie Simone Gotti. Niente, un gol lo potevamo anche fare, peccato.
L'Ambrosiana. Senti, Iterbu. Uno dei pochi canali dove sono rari bimbo mica, lo so, ne sono molto orgoglioso. Ranocchia. Guarin. E ormai è andata a fare un miracolo per signore. Palacio. Hernanes. Dai, crediamoci. Attenzione, il Cume ci prova, ma non riesce a esce bene purtroppo. No, indietro. Il Cume si gira splendidamente. Però è stanco. Se volevo segnare, devo segnare nel primo tempo, forse. Male. Povera Roma, 2-0 per la Roma in crisi nera, ragazzi. Crisi nera per la Roma. Roma bella. Correre stagita. Icardi. L'Inter va avanti. Per quel golletto di merda di Osvaldo. Palacio. Oh Fiorentina, tu nel calcio sei la regina. Ciao Nazareno Giacopo. Veneziano, sponda di piede, non riuscite. Fallo del Cume, brutto fallo del Cume che perde la testa, ragazzi, attenzione il Cume va da Ranocchia e li urla sporco Ranocchio di merda, attenzione, il Cume rissoso. Il Cume rissoso e Campagnaro ce la fa! Mamma mia. Sono stanco, fatalità. Manca, ormai siamo alla fine ormai. Attenzione il Cume ha una chance incredibile! Il Cume! Andanovic non ci credo! Il Cume in area ancora preso! Ma puttana miseria! Poteva essere l'occasione della vita. Finisce qua. 0-0 fuori. Piangono i tifosi del Bari. Il Cume va nella curva nord e gli fa: ragazzi, prossimo anno, perché magari qualcuno non capisce, vi segno io della Serie A, cazzo, vi segno io. Ma questa non ci sto, era gol, questo era gol. Non ci sto, fuori dalla Coppa Italia, ma con onore. Cagare. Andiamo per l'ultima partita. Chi ha vinto? Miglior calciatore dell'anno, il Ballon d'Or lo vince Lionel Messi. Secondo, Cristiano Ronaldo. Terzo, Gareth Bale. Miglior allenatore dell'anno vince Allegri Juve, ve prego. Mamma mia. Ciao il Mimo87, andiamo a fare l'ultima partita per oggi. 2 live, ragazzi, allo track e PES mi hanno massacrato. E si va, ragazzi. Bari Avellino, final match. Non lo so se i codici sono sempre stati. Io l'ho già giocato con la patch per la prima volta, quindi non lo so. Ok. Ok, ragazzi. Bari Avellino. Bisogna vincerla questa. Ma stavo segnando all'ultimo secondo. Guarda il gol della vita, cazzo. Andrea Cannista, presto anche il pallone d'oro, adesso non è il momento. Vai, e si inizia, Bari Avellino. Il Cume è stato vicino a segnare all'Inter all'ultimo secondo, incredibile. Troppo lunga. Doppietta di Gomez. Gomez è tornato alla grande Super Mario Gomez. Rodrigo Eli. Cone. Comi. Il piccolo Comi. Comi se ne va. Vogliamo il gol di testa. Bella sponda di Veneziano. Bellissima.
Tira! Gollazzo del Bari! Esplode la curva! Galano a Carnevale ci sta sempre! Galano a Carnevale ci sta sempre! Grande Galano! Grandissimo, grandissimo Bari! Grandissimo Bari! El Galano! Mamma mia, per poco la prendevo. Sì, yes, l'ultima partita ragazzi, veramente, perché dopo il live di Aerotrack, che è stata una cosa, ve lo consiglio di riguardarvelo per chi non l'ha visto. Sono un po' stanchino, perché commentare così per 2 ore è dura, I giorni delle live sono quando voglio ragazzi, il prossimo sarà forse domani o dopodomani su Fly Simulator. Così posso rispondere alla grande a voi. Attenzione veneziano. Veneziano un po' egoista qua, se ne era un po' dura. Era un po' di egoist. Regoli. No, per Carnevale mi vesto da pan di zenzero. No, sì, quello di Shrek, la pan di zenzero. No, mi si è chiuso il tablet, ma no, proprio adesso. Un live di un giorno per tutte le 24 ore, grazie ragazzi. Spero di avere, aspetta un attimo, spero di avere ancora la chat. Veneziano, capolavoro qua del passaggio strepitoso, non so di chi. Veneziano la recupera. Veneziano, bellissimo passaggio. Ah, peccato, devo riavviare il tablet, porca la mignotta. YouTube. Eccolo qua. Non è un brasiliano, però guarda che gol che ti fa. Un fenomeno. Lascialo là. Sì, la pan di zenzero mi veste. Sono l'unica persona che legge i commenti, no, troppo buono, non è vero, cioè ho visto che qualche altro live anche gli altri leggono i commenti, vi ringrazio comunque che apprezzate tanto questa cosa. Come ho visto la pan di zenzero, se mi vesto faccio le foto, le posto su Facebook, mamma mia fuori. Sì, voli durano come la realtà, Alessandro Zerbi. Che tablet hai, una merda, tablet, cazzo, niente di che. Vai Veneziano, spondona, molto regolare. Gol rovesciata, magari, cazzo. Arrighini. Ciao Matteo. Fuori di poco. I fioi sveglia però. Zito, l'uomo che non può parlare con Parolo. Zito non può giocare con Parolo. Mamma mia. Grazie Cruz. Sì, l'accetto Eli. Dopo accetto tutto Eli. E adesso cazzo mi sta chiamando. Sto chiamando anche al telefono. Questa penso sia la fanciulla. Ok, chiaramente dopo questa partita ragazzi il live si conclude. Vediamo un attimo chi è. Sì. Dopo ti rispondo, amore mio. Sto finendo il live. Come ora fai vedere la tua faccia? La mia faccia è su www.hard.com. Oddio mio. Vergara. Cone. Il cone. Comi. Attenzione, no Comi, mamma mia. Ciao gamer. Grazie Anibus, grazie a te. Come mi saluti? Power Strike. Sì, ti saluto la fanciulla, ti saluto tutto quello che volete, saluto. Basta che vinciamo sta partita. Questa è la cosa, è la priorità adesso. Bravo Veneziano, che passaggio lungo. La WWE la faccio quando prendo l'abbonamento per Xsplit. Spero tra poco.
Attenzione, vai Kuma, dopo la doppietta ci siamo un po' fermati con i gol purtroppo. Sì, Edward lo sento spesso, sì. Sì, saluto tutti. Ok. Il Kuma non ci arriva. Kuma un po' nervoso, ce l'ha ancora per quel gol non fatto contro l'Inter. Sto finendo il live cheat. Dai ragazzi, dai. Cone. L'hai vista la Royal Rumble? No. Link in descrizione per la faccia del culo. Is it Roy's the Rumble? Is it made the Chumble? Royal Rumble. Vai Q, bravissimo. Mamma mia che bel tiro, bravo. Sì, dopo accetto tutte le vostre richieste ragazzi, tranne quelle sessuali. Almeno no con gli uomini, quello è sicuro. Prego. Comi. Lei deve andare tra 3 minuti. Ragazzi, ecco, piccolo contest. Regalate una frase meravigliosa per la Eli, per piacere. Dai, regalatele una bella frase, proprio di quelle però belle, ecco. Una frase proprio da ricordare negli annali. Grazie. Vai Kume, bel passaggio, bellissimo. E arriva l'assist. Ma va a cagare. Ciao Jürgen. Castaldo. No, Scialla. Mi stai dando molte idee per il mio stato WhatsApp. No, gol. Mamma mia, l'ho vista dentro. Sei bella come un gol al 90esimo. Con le mie citazioni, ragazzi. Però dovete scrivere cheat commenda, ragazzi. Voglio il copyright, se no, voglio il copyright. Una frase da ricordare negli anali. Oh my god. Il Kume la prende, mamma, non è neanche fallo, it's incredible. Buttala via, bravissimo. Dai che è finita un'altra buona vittoria. Grandissimi. Le rose sono rosse, le viole sono blu. Elisa il comendone è il meglio di YouTube. Ecco, Rabid Dog, un fenomeno. Veramente un fenomeno. Mamma mia. Come la fidanzata guardi i miei live, per fortuna no, se no non avrei una fidanzata. Elisa è emozionante come un bus simulator. Ciao Just Matti, ciao bello. Buono ragazzi, abbiamo finito. No, Fabio non li guardi i miei live per fortuna. Ok, siamo a 3 punti dal Vicenza, molto bene. Salutiamo Super Gamer 69, salutiamo Flavio, saluto Cruise Colt, la prossima è Brescia Bari. Sono a petti ragazzi, sono un uomo Terminator. Grazie Eli per la tua presenza gentile e calorosa che hai per tutti noi. Cheat Q. Oh Dio mio, ragazzi. Come mi saluti, ciao Super Game 69, ciao Come, buonanotte, ciao Mimmo. Ora il Bari come solito di stelline. Grandissimi ragazzi, grandi. Come che hai combinato con le frasi. Quelli sei emozionante come il Come che si ribalta in autostrada col camion. Oh Dio, mi saluti, ciao Matteo.
Fai, ti prego, un saluto. Ciao a tutti dal Comendone veneziano. Ciao! Mi ricorderò delle tue frasi, notte. Cheat me. Ok, mi saluti. Kume Rip, anche te Lorenzo Partesotti, rest in pace, vecchio mio, tutti rest in pace, veramente, cioè, anzi qua secondo me sarà YouTube a fare a tutti noi riposo in pace, perché secondo me sono dei video vietati ai minori di 98 anni, secondo me. Ciao Eli, ti saluto, tutte le vostre richieste di amicizia le accetto. Raga, un saluto grande, siete fenomenali. Prossimo live o domani o dopodomani, Fly Simulator X. Tappa, non lo so, tipo. Ci devo pensare alla tappa. Do Not Parole di Loris Loco 98. Buonanotte come, buonanotte Anibus, il moderatore del coso. Buonanotte a tutti, un abbraccio a tutti, belli e brutti. Raga, un saluto dal comandone veneziano.